Gentili telespettatori, benvenuti al nostro quiz sulla bonifica. Abbiamo tanti concorrenti e andiamo a vedere chi è il primo. Matilde! Il territorio di Calvecchia, a che livello del mare si trova? Tra più 1 metro e meno 1 metro, tra più 11 metri e più 12 metri, tra più 2 metri e più 3 metri, tra meno 2 metri e meno 3 metri. La prima risposta. Brava, hai indovinato! Passiamo alla prossima domanda. Com'era il territorio di San Donà di Piave e di buona parte del Veneto più di un secolo fa? Desertico? Oh no, hai perso! Saluta tutti e me ne scampo via. Ciao, mi chiamo Riccardo. Qual è il fiume che scorre vicino a Calvecchia? Livenza, Po, nessuno, Piave. Dico il Piave, la confermo. Brava, hai indovinato, giusto, era proprio il fiume Piave. Quali compiti ha il Consorzio di Bonifica? Bonifica, irrigazione e sostenibilità. Bonifica, irrigazione, irrigazione e sostenibilità, bonifica e sostenibilità. Dico irrigazione e sostenibilità. No, mi dispiace. La risposta giusta è bonifica, irrigazione e sostenibilità. Saluta chi vuoi e avanti un altro. Saluto i miei genitori che mi hanno cresciuto. Come si chiamano i lavoratori che hanno scavato i canali all'inizio della bonifica? Giardinieri, scavatoristi, camionanti e ruspanti, scariolanti e badilanti. Scariolanti e badilanti. Brava, è corretto. Quanti litri d'acqua solleva al secondo l'idrovora di Cittanova a pieno regime? 29.000 litri, 14.000 litri, 1 litro, 400 litri. Dico 29.000 litri e la confermo. Ok, brava, è giusto. Abbiamo una campionessa della puntata. Alla prossima puntata. Benvenuti al nostro quiz. Ora faremo entrare il nostro campione della scorsa puntata, Lucia. Ciao, mi chiamo Lucia e vengo da San Donà. Perché sono stati costruiti i canali terzo veneziano? Per portare via le acque di scarico, per bonificare la zona San Donà di Piave e comuni vicini, per allevare i pesci, per portare l'acqua potabile nelle case. Questa non la so, butto a caso. Per portare via le acque di scarico. No, hai sbagliato, che peccato. Salutiamo la nostra concorrente. Ciao Lucia. Avanti un altro. Ciao, io mi chiamo Evan. Quanto è lungo il canale terzo? 1200 metri, la confermo. Sì, bravo. Sì. Andiamo avanti con la prossima domanda. Com'è il corso del canale terzo? Scorre in parte sottoterra, sopraelevato rispetto al suolo, tortuoso con molte insenature, non scorre perché è stagnante. Tortuoso con molte insenature. No, hai sbagliato. La risposta esatta è scorre in parte sottoterra. No. Avanti col prossimo. Per mantenere in funzione i canali, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale deve togliere tutta l'acqua, piantare alberi sugli argini, gettare reti nei canali, fare la manutenzione degli argini e delle pompe idrovore. Fare la manutenzione degli argini e delle pompe idrovore. Confermo la risposta. Sì, brava! Era proprio la risposta giusta. Sì! Quando è stata l'ultima grande alluvione nel Piave? Secondo me è nel 1966.
Bravissima, era proprio la risposta giusta. Abbiamo un nuovo campione, che è Maya. Salve, arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro show. Passiamo alla linea TG5.